È da 2 anni che chiediamo una legge per la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Finalmente la finanziaria propone le celebrazioni con uno stanziamento di 7 milioni dal punto di vista degli investimenti, la sistemazione soprattutto degli ossari più significativi e poi 500.000 euro per manifestazioni, ricerche, la parte didattica. Siamo arrivati lunghi nei confronti di un avvenimento internazionale che per il Veneto è tanto quanto l'Expo 2015 per Milano, quindi aver anche ridotto gli stanziamenti e non avere le idee chiare poi ancora su quali saranno le opere da ristrutturare, manutentare, riqualificare, la dice lunga sull'improvvisazione nei confronti della quale stiamo procedendo. La Grande Guerra è un evento talmente importante per il Veneto, internazionale, che dovrebbe da solo rilanciare il turismo, la cultura, l'economia, dovrebbe dare uno slancio enorme al nostro Veneto. Purtroppo Zaia si sta dimostrando ancora una volta impreparato.